Il nome di Gorizia compare per la prima volta nel 1001 in una donazione imperiale ai patriarca di Aquileia e al conte del Friuli. Negli anni successivi, governata da famiglie tedesche, espande il suo potere e la sua influenza fino a diventare una grande contea. Nel 1300 ottiene il titolo di città e 100 anni dopo, nel 1424, diventa un feudo della Serenissima. Nel 1500 morì l'ultimo conte, senza discendenti, e lasciò la contea agli Asburgo, che la mantennero, e fatta eccezione per una piccola parentesi in cui venne conquistata dai francesi inizio nel 1800, fino al 1918. Durante il ventennio fascista divenne capoluogo dell'omonima provincia e venne ampiamente ricostruita, e durante la seconda guerra mondiale fu teatro di molte battaglie. Gorizia è stata spesso paragonata a Berlino, divisa in due fra l'Italia e la Jugoslavia, il Friuli e la Venezia Giulia. Ed è questa una delle cose che la rende molto particolare. Tutt'oggi, infatti, Gorizia è praticamente divisa in due, in quanto in Italia, in Friuli, c'è Gorizia, ma appena al di là del confine si trova Nova Gorica, che messe insieme formano alla fine una grande città, seppur divisa dal confine. In questo momento mi trovo sotto le mura del castello di Gorizia, perché Gorizia ha anche un castello. Ho già parlato abbastanza, andiamo a vedere Gorizia.
questa era Gorizia, spero che vi sia piaciuto. Come al solito fatemi sapere nei commenti se ci sono altri posti che volete vedere. Noi ci vediamo al prossimo video.